È la patria di padre David Maria Turoldo e vanta una moderna latteria polivalente. Ci troviamo all'interno della latteria sociale di Coderno. Qui giungono ogni giorno circa 100 quintali di latte, dal quale si ricaverà poi un 50% di formaggio tipico friulano, cioè il Montasio, e il rimanente 50% tra prodotti freschi, mozzarella, ricotta, stracchino e formaggi cosiddetti alternativi come il malga e il latteria. Con noi a farci da guida in questo viaggio Renato Tomadin, tecnico caseario. Ecco, vogliamo spiegare come il latte che giunge qui, fra l'altro abbiamo visto, sia con moderne autobotti, ma anche con sistemi tradizionali, cioè con i bidoni portati a mano o in bicicletta, si trasforma poi in formaggio. E dopo si procede alle varie pressature. Tutto questo richiede circa 2 ore di lavorazione. Le forme sotto le presse rimangono circa 24 ore. Il giorno dopo vengono rifilate e vengono portate in salamoia. Ecco, in questa vasca noi vediamo proprio la lavorazione della ricotta in questo momento. E che dura quanto tempo? Il tempo di arrivare a 85 gradi circa mezz'ora. Il burro si ottiene mediante lo sbattimento della panna, da cui dopo circa un'ora si forma il burro. E viene lavato, estratto e viene messo in questa macchina che è la pannettatrice, porzionato in pezzi da mezzo chilo, da 2,5 kg e quindi destinato alla vendita. Ad est di Sedegliano la frazione di Coderno conserva ancora scorci di architettura rurale con muri a sasso alternato a cocci di laterizi. Più a nord è situato Grions con la sua grande e luminosa piazza. A nord-ovest il piccolo insediamento di Redenzicco conserva nella chiesa una crocifissione trecentesca. Scendendo invece lungo la nazionale incontriamo la frazione di Turrida, località di grande interesse nel Medioevo perché era la posizione migliore per guardare il tagliamento. Nel suo territorio numerosi sono stati i ritrovamenti di reperti romani e paleoslavi. Continuando verso sud lungo la sponda del tagliamento giungiamo a Rivis, citato in un documento del 1186 come Pieve de Ripis. Negli ultimi anni alle frazioni citate si è aggiunto un nuovo insediamento, Pannellia, sede di attività industriali. Rientrando verso Sedegliano si incontra la frazione di Gradisca, che conserva ancora nella parte posteriore della chiesa la cortina, tipica costruzione difensiva di epoca medievale. Alla destra di Gradisca chiude il cerchio San Lorenzo, nella cui parrocchia si conserva un ricco archivio di documentazioni storiche risalenti al XIV secolo. Il territorio del comune offre una documentazione archeologica che lascia supporre una presenza umana già da epoca remota. Ne fa fede il Castelliere, ancora ben conservato ed attualmente sede di impianti sportivi. Se i resti della civiltà dei tumuli sono stati distrutti con il riordino, permangono ancora le cortine, che indicano l'importanza strategica di Sedegliano durante il governo dei patriarchi. La situazione economica, pur con innesti recenti di attività industriali ed artigianali, mantiene ancora una fondamentale identità contadina. Ne fa fede il tipo di sviluppo dell'edilizia nei paesi e la realizzazione del riordino fondiario su gran parte del territorio. Da quando lei fece il film Gli Ultimi sono cambiate tante cose, è cambiata anche la civiltà contadina, rimane qualche cosa di questa antica civiltà contadina, oggi come oggi? Tanto rimane in molti la nostalgia, almeno di quelli consapevoli, quelli coscienti. E credo che la generazione attuale sia una generazione astorica senza memoria. E, non so, ecco, se il terremoto ha distrutto soltanto il Friuli o anche i friulani. Ho l'impressione che abbiamo ricostruito sì le case molto bene, ma non so se abbiamo ricostruito anche i friulani. Ecco che la prima tentazione è stata quella del benessere, quella dell'economia, ma che era anche giusto perché non si doveva restare certamente in uno stato di miseria e di fame, come io ricordo, delle innovazioni, che non è neanche un cedimento alla tentazione. Tentazione diventa quando diventa un assoluto, quando diventa imperiosa e quando diventa, non so, schiavizzante. Ecco, oggi per un benessere, per un potere si vendono anche i valori spirituali. Ma quando facevo il pastore, allora ero certo del tuo Natale. I campi bianchi di brina, i campi rotti al gracidio dei corvi, nel mio Friuli sotto la montagna.
erano il giusto spazio alla calata delle genti favolose. I tronchi degli alberi parevano creature piene di ferite. Mia madre era parente della Vergine, tutta in faccende, finalmente serena. Io portavo le pecore fino al sagrato e sapevo d'essere uomo vero del tuo regale presepio.